Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ebbene amici, a tavola con Luigi D'Alife, quest'oggi a Campora San Giovanni, Zio Artù, il connubio di una cucina calabrese insieme a una cucina napoletana. Seguitemi. Ed eccoci insieme. Stiamo parlando. Ciao Domenica. Buongiorno. Ciao Domenica, benvenuta. Allora, Domenica è titolare e chef. Quindi hai questa grandissima responsabilità, perché non solo, ecco, di far quadrare i conti, ma bensì di lasciare anche soddisfatti quelli che sono i tuoi clienti. Sì, diciamo che è molto impegnativo, però cerco di soddisfarli a 360 gradi. Allora Domenica, il connubio della cucina calabrese insieme alla cucina napoletana. Tra virgolette anche una forzatura, perché nasce da un matrimonio, proprio da un'unione a tutti gli effetti, e poi riversate anche in quella che è l'esperienza di Zio Artù. Allora sì, nasce innanzitutto dall'esperienza dal mio matrimonio con mio marito, quindi ho iniziato a visitare Napoli in toto, ecco, ho provato tutta la sua cucina e mi è piaciuto fare proprio questo connubio, usare ingredienti tipicamente di Amantea, della Calabria, come la cipolla rossa di Tropea, gli alici salati, le acciughe, però mi è piaciuto anche abbinarli a quelli che sono il datterino giallo prettamente campano, usare sempre la mozzarella di bufala che arriva ogni 3 giorni dalla Campania, cercare di dare una certa qualità e comunque di non far stancare il cliente con i soliti piatti. Ecco, a proposito dei piatti, so che voi praticamente avete un menù ricco, perché comunque riuscite a soddisfare quelle che sono tutte le esigenze, ma in qualche modo anche le possibilità economiche. Quindi voi spaziate comunque da una spesa media di una pizza fino ad arrivare praticamente alla ristorazione o addirittura al pesce fresco. Sì, questo perché chi comunque conosce la realtà di Zio Artù all'inizio si affacciava ad una clientela prettamente di passaggio, ed eravamo e siamo un punto di riferimento, perché comunque siamo gli unici ad essere aperti 24 ore, appunto servire la clientela dal caffè alla pizza la sera o una buona cena. Questo abbiamo fatto in modo di portare la famiglia a tavola, di non gravare sull'economia familiare, che comunque sappiamo che il paese, ovviamente oggi nel 2019 non siamo in una situazione economica molto fiorente, quindi... Anche perché noi vi ricordiamo che siamo praticamente a Campora San Giovanni, una frazione di Amantea in provincia di Cosenza, quindi magari per qualcuno che volesse venire a provare questa cucina noi vi invitiamo comunque a venire. Certo. Quali sono i piatti tipici, quelli che caratterizzano la vostra storia? Allora, la nostra storia, i piatti che la caratterizzano, se mi devo descrivere con dei piatti e che comunque la gente ci riconosce, ormai sono la famosa cacio e pepe nella forma di pecorino e la pasta alla ruota nella forma di parmigiano. Il polipetto alla luciana come antipasto, sono piatti che comunque non sono molto usati qui in zona. Poi facciamo vedere insomma le fasi di preparazione di questi 3 piatti, in modo tale che il cliente che non ci conosce appunto è spinto a venirci a trovare. Beh, allora noi non ci resta che andare in cucina, perché oggi vi faremo vedere come verranno realizzati questi piatti e vi diamo anche qualche consiglio magari per proporlo magari anche a casa ai vostri amici. Certo. Andiamo. Allora Domenica, è giusto che adesso ti svesti da quella che è il tuo ruolo da titolare e ti vesti nel ruolo di chef. Certo. Quali sono le portate che oggi andremo a raccontare? Polipa alla luciana, cacio e pepe nella forma di pecorino, pasta alla ruota nella forma di parmigiano,
spaghetti alle vongole con datterino giallo. Bene, allora iniziamo con il polipetto alla Luciana. Certo. Quali sono gli ingredienti? Allora, gli ingredienti sono una porzione, possiamo farla con un solo moscardino, perché comunque sono sempre abbastanza grandi, e 10 pomodorini, 2 spicchi d'aglio e un po' di prezzemolo. Bene, allora andiamo praticamente nelle fasi, come dobbiamo procedere? Allora, mettiamo un po' d'olio d'oliva extravergine. Parliamo comunque del nostro olio del consorzio Sì. cosentino, del consorzio olivicola cosentina. Sì, allora un filo d'olio, 2 spicchi d'aglio, mettiamo il moscardino. Quindi questo tutto insieme, non viene fatto prima il Sì. soffritto, perché di solito si cucina un po' prima Si l'olio, si fa un po' arrosolare l'aglio e poi viene... quindi noi partiamo tutti insieme. Sì, in questo caso si può fare anche insieme perché il moscardino è abbastanza grande, quindi nel frattempo che si rosola il moscardino si rosola anche l'aglio. Bene, Va bene? Passiamo. andiamo sui fuochi, Sì. Ecco dove praticamente avviene la magia, perché là sul banco noi prepariamo tutto il necessario, poi sul fuoco avviene la magia. Per quanto tempo deve rosolare? Come ci rendiamo conto che la cottura è quella ottimale? Allora, quando inizia a friggere l'olio e il polipetto è un po' rosolato, diventa rosso quasi da tutti i lati, si può sfumare con un po' di vino. Bene. Quindi Su per giù, se dovessimo stimare una tempistica, un 5-7 minuti. 5-7 minuti. Sì. Bene. E bisogna anche ascoltare questa musica, questa è la musica del soffritto, no? Si sente quando inizia, Sì. che poi la padella parla. Sì. Richiede un tipo di padella particolare in questo caso? No, possono anche, ovviamente a casa si può usare anche una padella antiaderente per evitare che schizzi un po' di più. Per velocizzare a volte questo processo si può anche dare una sbollentata al moscardino e poi cucinare, fare il soffritto con il pomodorino e poi aggiungerlo dopo. Potrebbe anche essere una delle soluzioni. Una soluzione per accelerare. Per chi comunque. magari ha fretta a casa Certo. o vuole prepararselo la sera può anche sbollentare il moscardino. Beh, Guardate che si sta ritirando, inizia a cambiare colore, si sta rotolando anche l'aglio. Allora io metto una goccia di vino, iniziamo a sfumare. attenzione. A me è capitato una volta di fare così, sono arrivati i pompieri, ho dovuto pitturare la cucina, quindi io forse non sono adatto per questo piatto. Allora metto un po' di pepe nero. Prendo i pomodorini, più o meno una decina. E quindi in una seconda fase è importante non metterli i primi pomodorini, perché? Perché comunque si andrebbero, non si sentirebbe il sapore del moscardino che soprattutto è fresco. Anche quindi- perché parliamo di due ingredienti con due tempi di cottura completamente diversi. Sì, certo. Adesso vado ad aggiungere un po' d'acqua di cottura, così mettiamo un po' di prezzemolo, Beh, il prezzemolo è doveroso, dai, i profumi, no? Bisogna... un po' di prezzemolo fresco. E io a volte per farlo gustare un po' di più, per lasciare contenti i clienti, metto qualche cappero, 4-5 capperi e 4 olive nere. Da quel richiamo un po' salato, Sì, richiamo un po' esatto. del mare in questo Esatto. caso.
Infatti al momento, come avete visto, io non ho aggiunto sale, appunto perché vado a mettere i capperi che potrebbero risultare un po' salati e quindi andrebbero ad alterare la nostra ricetta. A che punto siamo della nostra cottura? Allora, un Che buon... parlavamo prima di 5 minuti per quanto concerne comunque il polipetto. Il polipetto. Adesso con il pomodorino vedo che di tanto in tanto aggiungi acqua perché Sì. giustamente evapora affinché comunque il pomodorino possa comunque... Sì, lasci questa sorta di sughetto, deve diventare una zuppa. A casa potrebbero anche usare un po' di passata di pomodoro, come più piace alle persone utilizzare. Noi siamo il pomodorino fresco proprio per dare questa freschezza, però a casa si potrebbe usare anche la passata di pomodoro semplicemente. Bene. Mettiamo i capperi e le olive. Ok? Olive nere, verdi, snocciolate, questo Allora, è... in genere uso olive nere come si fanno in Calabria, essiccate al sole, messi in un bel vasetto con un po' di peperoncino perché danno più sapore, però ovviamente si possono usare anche le verdi snocciolate come uno. Per quanto riguarda invece questa unione di questa cucina calabrese e napoletana, questo piatto si avvicina più a una cucina calabrese o napoletana? Allora, io questo è un piatto, vai a Napoli e trovi è un piatto che trovi in tutti i ristoranti, quindi secondo me è molto campano. Molto campano. Sì, sì, sì. Giustamente l'arricchisco con le nostre olive calabresi, i nostri capperi, pomodorino, però io dico questo qua è campano. Una ricetta campana con i nostri ingredienti, penso che sia veramente il connubio giusto. Sì. A che punto siamo? Io sono curioso. Allora, questo potrebbe restare altri 5 minuti, come si stringe un po' l'acqua e la nostra zuppa è cotta. Allora, si può dire che siamo a buon punto perché vedo che si è ristretto a sufficienza il pomodorino, Sì, il nostro polipetto, moscardino che sia, praticamente ha il colore giusto. Sì, sì. Allora, siamo pronti, ti faccio vedere come lo impiattiamo, Bene. così possono farlo anche i nostri amici a casa. Allora, occorre un impiatto particolare, si può servire, poi questo è a discrezione oppure c'è proprio una regola da seguire? Allora, no, si può servire come piace di più. A noi piace che proprio questo sughetto che rilascia il moscardino con i pomodorini si vada ad inzupparsi con le fresine che noi mettiamo nel nostro tegamino. Bene. Quindi andiamo a posizionare il moscardino. Vedi tutta questa salsina si va a mettere nel tegamino, ok? E si va a servire. Noi mettiamo un po' di prezzemolo. Gli odori, sì. quelli non devono mancare mai. No, il prezzemolo fresco non manca mai prima di andare in sala e si può servire. E questo praticamente è il nostro piatto. Allora, abbiamo usato un moscardino, Sì. 10 pomodorini, 4 capperi salati, quindi state attenti quando li utilizzate a non aggiungere molto sale al moscardino, 10 olive nere. Noi non ne abbiamo adoperato proprio. No, 10 olive nere e ovviamente gli odori, il pepe nero, il prezzemolo e un po' d'aglio. Poi serviti su un piatto con 2 crostini, quelli comunque non Sì. costa mai. questo No, per no, 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 il perché sughetto. comunque il sughetto, la scarpetta piace a tutti farla, Beh. quindi... Allora Domenica, noi continuiamo con quello che è il nostro percorso culinario da Zio Artù. Abbiamo raccontato, quella era praticamente un entrée. Sì. Parliamo di un piccolo antipasto, giusto? Sì. Adesso continuiamo con cosa? Allora, adesso voglio farti vedere un nostro antipasto tipico. Prima abbiamo fatto un piatto tipico campano, adesso voglio farti vedere un piatto tipico amanteano. Parliamo comunque di un altro antipasto, giusto? Esatto. E come si chiama e quali sono gli ingredienti? Allora, alici arriganati e sono alici freschi, Quanti grammi di alici? 300 grammi, 300 grammi. Poi e mettiamo dell'olio d'oliva extravergine, dell'aglio,
un po' di sale e un po' di origano alla fine quando si impiattano. Beh, sale quanto basta? Questo Sì. si usa di solito dire sale quanto basta, Sale perché quanto- poi dipende un po', Un po' dai gusti dai gusti, o comunque se è stata un po' sciacquata, Esatto. perché comunque parliamo sempre di pesce, il pesce comunque ha quel retrogusto del mare, un po' più Sì. salato. Allora, andiamo con la preparazione. Ok. Cosa serve? Allora, in da- questo caso, per questa ricetta serve obbligatoriamente una pentola antiaderente, perché soprattutto se si vanno ad operare alici freschi come stiamo facendo noi, rischiamo che si attaccano alla padella. Ed è Quindi importante antiaderente. antiaderente, è rigoroso. Allora, noi mettiamo sempre il nostro filo d'olio, Il nostro olio della nostra associazione. sì, olivicola cosentina, Bene. lo ricordiamo. Mettiamo 3. Allora, questo è un piatto tipico amanteano, Luigi, che si devono sentire gli odori, si deve sentire l'aglio, si deve sentire il peperoncino, alla fine si deve sentire l'origano, altrimenti non è alice origanato che esiste. Bisogna abbondare con l'aglio, Esatto. abbiamo capito. Ok. Bisogna abbondare con Bisogna l'aglio. abbondare con l'aglio, si fa. Allora, iniziamo a fare il nostro soffritto, andiamo sul fuoco Quindi iniziamo a fare il nostro soffritto con un po' d'olio, l'aglio e il peperoncino. e il peperoncino. Tempi per regolarci qualora magari Allora- l'aglio non si brucia. Allora, deve essere leggermente dorato l'aglio e dopo si vanno a mettere le alici fresche. Su per giù parliamo di penso, Un minuto. un minuto scarso. Scarso, sì. Bene. Infatti io mi preparo gli alici così siamo un po' più veloci. Ovviamente i fuochi del ristorante sono sempre un po' più forti di quelli da casa, quindi Attendiamo comunque che la padella raggiunge la temperatura. sì. Ok, vedi l'aglio è leggermente rosolato, anche il peperoncino. Io l'ho messo insieme perché quando andiamo a rosolare l'aglio con l'olio e aggiungiamo il peperoncino fresco possa schizzare, quindi ho fatto rosolare insieme anche per questo motivo. Ah, quindi anche una forma di sicurezza. Esatto, Per quindi- quanto riguarda le alici, sono già sfilettate? Allora, no, io ho tolto soltanto l'interiore e la testa, la lisca deve rimanere, Ah, bene. non si possono usare sfilettate, quindi io adesso vado a mettere le alici fresche. Io mi sposto perché magari qualche schizzo. Allora, si devono mettere le alici non sovrapposte, una a fianco all'altro, Perché? perché rischiamo che si attacchino, quindi così facendo prendono un po' più di sapore l'olio e dobbiamo girarle il meno possibile, quindi è una ricetta molto veloce, questo si faceva una volta perché diciamo che è un piatto povero di Amantea, le alici si trovavano sempre, erano uno dei piatti principali. Penso che questo Delle- sia anche un piatto comunque tipicamente calabrese. Sì, sì. Cioè, questo poi è un orgoglio forse di Calabria, Sì. gli alici, perché oltre magari poi da un paese all'altro cambia qualche dettaglio della ricetta, però su per giù Esatto. è qualcosa che ci contraddistingue. Sì, Quindi, motivo per cui sottolineiamo la questione che la padella deve essere antiaderente e comunque anche discretamente larga, affinché comunque tutta questa porzione di pesce Le non alici vada a devono- sovrapporsi l'uno con l'altro. Le alici giusto? devono muoversi, vedi Bene. come sto facendo io? Questo è il Ad- movimento. Adesso vado ad aggiungere un po' di sale. Ok? Quindi il sale lo aggiungiamo soltanto in un secondo momento. Sì. Bene. Ok. Questo è uno dei Tempi di cottura? tempi di cottura 5-6 minuti al massimo. Questo va anche a gusti, Luigi, perché c'è pure il cliente che li vuole ben rosolati e quindi avere un piatto molto più secco. Noi invece li lasciamo un po' più morbidi perché appunto si dovranno staccare dalla lisca senza nessun problema. Allora, per me sono cotti, adesso ti faccio vedere come vado ad impiattarli. Ok? Bene. Allora andiamo ad impiattare. Ricapitoliamo giusto le tempistiche. Stiamo parlando di un piatto che su per giù fra il piccolo soffritto
e la parte della cottura siamo su per giù sui 6 minuti. Esatto. Perché 1 minuto di soffritto, 5 minuti, poi è gusto Sì. a discrezione. Adesso quando vado ad impiattarli, è una ricetta che si mette anche l'aglio. In genere nei piatti di pesce l'aglio a volte viene tolto, ma qui, come ho detto in precedenza, si devono sentire gli odori, quindi io consiglio sempre, anche per dare colore comunque alle alici, no? Beh, comunque bisogna dire che anche l'informazione che abbiamo dato all'inizio, per 2 persone, comunque questo è un piatto discretamente abbondante. Sì. Questo è un 2 persone firmato Zio Artù, perché forse in altre situazioni questo qua potrebbe risultare anche per 4. Allora, io per finire il piatto metto Gli odori. l'origano, in questo caso, per questi arriganati che vengono soffritti, e messo dell'origano sopra. E il piatto è servito. 100 g di alici, 2 peperoncini freschi, 4-5 spicchi d'aglio, sale quanto basta e olio extravergine d'oliva. Allora, questo era praticamente il nostro secondo piatto, la nostra seconda portata. Un altro antipasto, erano 2 le proposte, uno campano, uno prettamente calabrese, con un pizzico di identità diamantea. Noi continuiamo dopo la pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati a tavola con Luigi D'Alife. Quest'oggi da Zio Artù, Campora San Giovanni, abbiamo raccontato nella nostra prima parte 2 combinazioni diverse, uno calabrese e uno napoletano, di praticamente antipasti. Continuiamo con la nostra domenica con 2 proposte di primi. Cominciamo con quale? Allora, cominciamo con gli spaghetti alla ruota, che sono 150 grammi di pancetta affumicata, fatti rosolare, e poi una porzione di spaghetti con un po' di crema di formaggio preparata da noi, amalgamati in una forma di parmigiano. Ecco, allora, intanto per quante persone sono queste porzioni? Allora, una porzione. Quindi è per una sola Sì. persona. Perché si chiamano alla ruota? Certo, il nome già lascia intendere. Allora, la ruota nasce proprio dal fatto che usiamo una forma di parmigiano stagionata 24 mesi nella fase finale del piatto. Prima di impiattare va amalgamato gli spaghetti con la pancetta amalgamati nella forma di Nel parmigiano. caso a casa non si disponga di una ruota, qual è l'alternativa? Usare tanto parmigiano e amalgamarli comunque. Allora, iniziamo. Qual è la fase della preparazione? Allora, usiamo sempre il filo d'olio della nostra Ovviamente associazione olivicola cosentina. Quanto olio, quanto ne serve in questo caso? 2 cucchiai. 2 cucchiai. Usiamo un po' di pancetta, 150 grammi più o meno. La mettiamo già da subito tutta? Sì. Ok. In questo caso, in questo piatto, non si usa fare il soffritto come ho fatto negli antipasti precedenti. Facciamo rosolare bene la pancetta. Quindi direttamente l'olio con la pancetta? Sì, bene con la pancetta, e poi andiamo a finire la nostra cottura con un po' d'acqua di cottura e la nostra crema di formaggio. Allora, iniziamo praticamente a rosolare. Forza! Allora, Tempi di cottura della nostra pancetta, come ci regoliamo? Allora, deve farsi veramente croccante, ok? In modo tale che quando poi sarà nel piatto si sentirà proprio il gusto della pancetta affumicata. Quindi Ovviamente io sto notando che la pancetta è stata tagliata a striscette. Sì,
C'è un motivo particolare oppure comunque c'è una regola da seguire? Allora, no, noi l'abbiamo fatta striscetta in questo modo proprio per richiamare diciamo una carbonara senza uovo, quindi l'abbiamo fatto tipicamente per questo, ricordare un po' quel piatto che si usa l'uovo in genere nella fase finale, mentre noi l'andremo ad amalgamare con gli spaghetti in questa forma di parmigiano. Su per giù stiamo parlando di quindi 2-3 minuti. Sì, 2-3 minuti. Se notate ha già cambiato colore. Ok. Allora, io nel frattempo mi calo la porzione di pasta, così da velocizzare. Stiamo parlando di uno spaghetto? Spaghetti. Un numero preciso oppure... 5. Ecco, spaghetto numero 5. Ok. Ovviamente per quanto riguarda la pasta, il tempo di cottura È sempre dipende anche dalla pasta. Però in questo caso terremo praticamente una cottura un po' più indietro. Sì. Deve mettersi insieme alla pancetta gli spaghetti devono essere molto al dente. Quindi molto al dente. Quindi vi consiglio di tanto in tanto di assaggiarla e non affidarvi a quelle che sono le indicazioni della confezione, perché se no rischiate di togliere uno spaghetto non proprio per come allora deve Luigi, servire. devi sapere che papà, diciamo chi mi ha comunque, da chi ho ereditato questa passione di cucinare, mio padre dice sempre: domenica gli spaghetti sono buoni quando si piegano nell'acqua, quindi quando vedete che si piegano con facilità nell'acqua di cottura si possono alzare si possono già togliere. Sì. È simpatico questo aneddoto, ecco, di come è iniziata quella che è la tua avventura, perché ti stavo per chiedere effettivamente come nasce questa passione per la cucina. Allora, la passione della cucina nasce fin da piccola, perché io comunque sono figlia di 2 genitori emigrati in Venezuela negli anni 83, e dove lì hanno fatto fortuna con un ristorante e io praticamente sono nata in questo ristorante. Quindi sei cresciuta in cucina? Sì, esatto. Hai respirato quella che è l'area della cucina fin da piccola? Esatto, a me piace definirmi un po' figlia d'arte. I miei genitori non sono chef stellari, non hanno fatto nessuna scuola di cucina, però hanno l'esperienza che secondo me è quella più importante, l'esperienza pratica, l'esperienza che gli ha regalato la vita, questa grossa opportunità di partire in altri paesi e di comunque cercare di portare in alto il nome italiano. Allora, nel frattempo tu di tanto in tanto hai aggiunto anche un po' dell'acqua della cottura degli spaghetti alla nostra pancetta. Allora, infatti adesso si è creata una sorta di cremina. Esatto. Adesso ne aggiungo un altro pochino, perché vado ad aggiungere la crema. Io ho fatto una besciamella un po' liquida al sapore di parmigiano. Come è realizzata? Quali sono le porzioni che hai adoperato per questa crema? Allora, io ho usato 100 grammi di olio, e 200 grammi di latte, 200 grammi di parmigiano, un po' di noce moscata e un po' di farina fino a quando si addensa. Tutto questo è stato emulsionato oppure è stato girato semplicemente con un frustino? Allora, all'inizio si gira con un frustino l'olio, con un po' di farina e il parmigiano, in modo tale da fare una massa, e si va a unire del latte caldo, si va a girare fino a quando non diventa tutto un po' cremoso. E le quantità sono precise o ci regoliamo comunque dalla consistenza? Ci regoliamo dalla consistenza. E questa è la consistenza che noi vi vogliamo fare vedere. Guardate. Eccola qui. A me piace definirlo una besciamella un po' più liquida al sapore di parmigiano, quindi potete usare comodamente a casa la besciamella che comprate al supermercato, oppure realizzarla. Ovviamente noi vi consigliamo di farla in casa perché poi il sapore è tutt'altra cosa. Quanti cucchiai andiamo ad aggiungere alla pancetta? Allora, 3 cucchiai della nostra crema. Andiamo a girarla, aggiungo sempre un po' d'acqua di cottura. Come ci regoliamo con le volte che aggiungiamo l'acqua di cottura? Questo da cosa dipende? Allora, dipende da innanzitutto quanto tempo ho
per finire la cottura della pasta. Allora, vediamo un po'. Papà mi sa che avrebbe detto che gli spaghetti erano pronti, Sì, perché sì. si sono piegati. Allora, noi andiamo a calare la nostra pasta, gli spaghetti, ok? Quindi terminiamo la cottura insieme alla nostra pancetta e insieme alla nostra crema. Esatto. Affinché comunque il sapore si vada comunque ad amalgamare. Questa è un'operazione che va fatta a fiamma accesa, giusto? Sì. A fiamma accesa aggiungiamo un altro po' di acqua di cottura e aggiungo un po' di sale. Sale quanto basta? Quanto basta. Anche perché dopo verrà ultimata, amalgamata nella forma di parmigiano e stagionata 24 mesi, quindi si parla già di un formaggio molto corposo e comunque potrebbe essere già molto saporito. Bene. Quindi si correrebbe il rischio di far diventare il piatto un po' troppo saporito e troppo pesante. Allora, io faccio asciugare. Facciamo ritirare l'acqua, anche se un po' ci serve che rimane, in modo tale che il parmigiano nella forma si vada a sciogliere e vada ad addensarsi, proprio da fare quest'altra sorta di cremina. Possiamo anche aggiungere del pepe nero volendo, però questo in quale fase volendo? Anche dopo, a piatto ultimato, oppure come piace al cliente anche durante la cottura. O anche sia prima che dopo, cioè Esatto, dipende dai gusti, sì. Tipo a me personalmente, per gusto personale, piace sia durante la cottura e poi una spolverata quando viene servito al piatto, quello non mi dispiace. Ok, quindi... Ma mi sono portato avanti perché siccome fra non molto la devo mangiare io, quindi mi stavo organizzando il piatto. Ok, qua siamo quasi pronti, così... Vediamo la consistenza, se è particolarmente, ecco, ritirata. Guardate. Eccola qui, vediamo un secondo. Deve fare questa sorta di cremina, guardate un po'. Eccola lì. Ci siamo? Sì. Ok. Allora, io ci sono, possiamo spostarci alla forma. Andiamo alla forma di parmigiano. Allora, stiamo parlando della padella estremamente calda, il piatto è estremamente caldo, noi lo riponiamo subito nella forma. Sì, allora, guardate la consistenza, la cremina che comunque nella padella ci serve comunque per far amalgamare il parmigiano che abbiamo grattugiato in precedenza. Luigi, questo piatto ha una storia, perché mio padre che lavora a Miami, gestisce un ristorante italiano e per stupire gli americani si è inventato anche lui la pasta alla ruota. Quindi l'abbiamo portato anche noi allo Zertù. Quindi questa è anche una tradizione di famiglia. Esatto, diciamo che è un po' un piatto che ci caratterizza, ecco. Come ci regoliamo quando è pronta da estrarre dalla ruota il piatto? Allora, il piatto, se ci rendiamo conto, quando il parmigiano che ho grattugiato in precedenza dalla forma è tutta amalgamata alla pasta, proprio da legare la pancetta agli spaghetti con questa crema di formaggio. Ovviamente noi vi ricordiamo, per chi non avesse una forma a casa, basterebbero 200-300 grammi da riporre magari in un'ampolla. Vi suggeriamo di non fare con la fiamma accesa perché potrebbero comunque crearsi dei lumi, e fare praticamente questa operazione in senso orario, antiorario, comunque ad amalgamare la pasta. Siamo nella fase praticamente ecco, stiamo impiattando. Allora, impiattiamo. Non lasciamo nulla nella forma, la pancetta, prendiamo tutto quello che abbiamo preparato, eccolo lì. Ok, andiamo a prendere, appunto, si forma questa crema di parmigiano e la andiamo a mettere sugli spaghetti proprio nel piatto. Eccola, la cremina. E voilà, questo è il nostro piatto.
Allora, cara Domenica, siamo arrivati praticamente alla nostra ultima portata del menù che ci siamo prefissato oggi. Parliamo di un altro prima, in quale in particolare? Allora, parliamo di tonnarelli, cacio e pepe nella forma di pecorino. Questo è un piatto, è una cacio e pepe rivisitata. A me piace dirlo da subito perché... non è quella originale? No. Qual è la differenza fra quella originale e questa? Allora, l'originale, la cottura si fa tostare il pepe nero, si amalgama il pecorino con un po' di acqua di cottura e si fa tutto senza fuoco. Questo, la differenza è che andiamo a amalgamare del pecorino, come sto facendo io. Allora, noi ovviamente prima di iniziare ricordiamo sempre quelli che sono i nostri ingredienti. Parliamo di una porzione per una sola persona. Sì. Allora, 200 grammi di pecorino romano originale, del pepe nero quanto basta, e io consiglio sempre anche un po' di pepe bianco perché... Quindi stiamo parlando comunque di un piatto semplice con pochi ingredienti. Esatto. Pecorino romano stagionato, non stagionato? Stagionato. Che tipo di stagionatura deve avere? È il classico, il pecorino romano che si trova nei supermercati, ha una stagionatura media. Non è né molto stagionata né molto fresco. Bene, allora noi iniziamo praticamente con cosa? Allora, mettiamo il pecorino grattugiato, Sì. con dell'acqua fredda e lo facciamo amalgamare in questo modo. Lo giriamo in modo tale da non formare dei grumi. Quanta acqua bisogna mettere in questo caso? 50 grammi. 50 grammi d'acqua, quindi Sì. noi non lo vogliamo particolarmente denso, deve No. essere un po' liquido. Esatto, perché comunque, come ho fatto anche prima, una parte della cottura della pasta sarà anche qui nella padella. Quindi vado ad aggiungere un altro po' d'acqua, ok? Così, basta. Adesso andiamo sul fuoco, ok? Andiamo qui, andiamo sul fuoco, vado ad accendere il fuoco. Nel frattempo noi mettiamo già a cuocere i tonnarelli, giusto? Allora, sono tonnarelli freschi, ok? Andiamo a mettere in cottura. Ricordiamo quanti grammi di pasta? 150? 150 grammi. Mediamente 150 per Ok. un essere umano normale. Esatto. Per me è da 200 in poi comunque. Ok. Allora, io come ho fatto in precedenza, ho fatto una crema di pecorino romano e la vado ad aggiungere 2 cucchiai. Crema di pecorino romano fatta sempre la nostra Bacemel, ricordiamo che è stata realizzata con Olio d'oliva, un po' di farina, pecorino romano e un po' di latte. quindi in questo caso non ci sono delle quantità precise perché noi volevamo comunque una crema particolarmente densa. Sì. Quindi ci regoliamo con la consistenza al cucchiaio. Esatto. Quindi quanti cucchiai vengono messi? 3 cucchiai. Quindi 3 cucchiai allungati anche con un po' di acqua di cottura. Sì. E iniziamo a creare quindi questa emulsione, questa crema. Sì. Allora, aspettiamo che i tonnarelli salgono sopra in modo tale da far finire la cottura in questa cremina che io ho fatto qui. Quindi anche in questo caso la pasta la gradiamo un po' indietro di cottura. Sì. Quindi un po' particolarmente ardente perché poi completiamo la cottura in padella e comunque anche nella forma. Esatto. Tonnarello mediamente che tempi prevede? Allora, il tonnarello fresco con 4 minuti si può tirare su e farlo finire di cuocere in questa bella cremina. Quindi vediamo un po'. Allora, io lo vado già ad alzare, ok? Quindi sarà passato su per giù 1 minuto e mezzo dalla Esatto. prima sbollentata. Perché mi piace che si finisce la cottura in questa cremina che io ho fatto in precedenza. E comunque essendo pasta fresca si va a finire tranquillamente la sua cottura, non è come la pasta di semola che magari richiede più tempo.
Allora metto un po' di sale, ma giusto un pizzico, perché il pecorino è già salato e quindi dopo potrebbe risultare un po' troppo carica di sale. Io lo so che da casa voi non sentite, però noi sentiamo già quell'odore di formaggio stagionato, di pecorino particolarmente invitante. Si sente allora? Sì, anche perché anche in questo caso noi siamo costretti, noi della produzione, ad assaggiare quelle che sono le pietanze che quest'oggi domenica dallo Zio Artù ci sta offrendo. Colgo l'occasione per salutare il nostro responsabile commerciale Massimo Rocchetti, che oggi l'abbiamo prestato alla camera. Ve lo faccio vedere, che ogni tanto se lo vedete, eccolo lì. Povero Massimo, povero Massimo. Massimo, se fai il bravo c'è un piatto anche per te. Allora, a che punto siamo domenica? Allora, siamo quasi pronti, 30 secondi, vediamo. Allora, mi piace ripeterlo, una cacio e pepe rivisitata, altrimenti potranno criticare. Sì, perché poi ci sono gli intenditori tradizionalisti, esatto. Dicono questa non è quella originale. Diciamolo perché mi piace essere un po' precisa. Allora, adesso passiamo nella forma di pecorino. Guardate, è rimasta questa cremina, deve rimanere. Quindi la lasciamo comunque un po' liquida. Sì, non esatto. aspettiamo che questa venga ritirata tutta. Esatto. Così andiamo a passarla nella nostra forma di pecorino. Andiamo alla nostra forma. Allora, torniamo sul luogo del delitto. Stiamo parlando di un'altra forma. Questo stiamo parlando che è pecorino romano stagionato. Come ben notate è stata leggermente anche un po' grattugiato e lì andiamo a creare questa union fra la pasta e il pecorino. Sì, allora, questo qua, come anche la pasta alla ruota che abbiamo fatto prima, è un piatto tipico dello Zio Artù e diciamo che sta riscontrando molto successo. Dove nasce l'esigenza di rivisitare questa ricetta? Perché magari era già perfetta così. Dove nasce questa esigenza? Allora, io ho un obiettivo, Luigi, di stupire le persone che entrano nel mio ristorante. Mi piace far vivere, non che vengano solo a mangiare, ma far vivere un'esperienza indescrivibile e che comunque escono dallo Zio Artù che siano estasiati, siano stati sorpresi. Questo è uno degli obiettivi fondamentali di un mio progetto, ecco. Diciamo che è anche un'operazione di marketing, una strategia che quella rivisitazione, quel piatto lo puoi trovare soltanto da Zio Artù. Esatto. Allora, a che punto siamo? Come ci regoliamo quando questo è pronto? Allora, appunto qua vedete il pecorino che si era grattugiato in precedenza, si sta amalgamando con i tonnarelli. Ovviamente ricordiamo, perché chi non avesse magari una ruota a casa, una forma di formaggio così importante, questa operazione la si può fare con 200-300 grammi, anche in questo caso di pecorino romano, rigorosamente a fuochi spenti, sì. Si può amalgamare. Allora, siamo nella fase dell'impiattamento, stiamo per impiattare. Allora, questo è un piatto molto carico, piace alle persone che ovviamente amano il pecorino e i gusti forti. Si sentirà molto il pecorino, quindi lo consiglio proprio a chi è amante di questo piatto. E dobbiamo essere sinceri, ha fatto molto successo. Io prima di servirlo a tutti i clienti ho chiamato gli amici che vivono a Roma, studiano a Roma e che comunque hanno sempre assaggiato questo piatto, no? Quindi abbiamo avuto anche, diciamo, l'approvazione dei romani doc, perché loro sì. Ci tengono a questo piatto. Esatto. Come dicevamo, nella ricetta originale prevede anche la spolverata di pepe nero. Sì. Noi in questa abbiamo inserito, mi pare, il pepe nero e il pepe bianco, esatto. di pepe. Sì. Però tipo non facciamo un'altra spolverata a fine. Allora, no, perché si sente già abbastanza il pecorino, poi sta al gusto del cliente capire se ha bisogno ancora di pepe nero e lo andiamo ad aggiungere, ma per noi. Questo è il nostro piatto. Allora, 200 grammi di pecorino romano, spolverata di pepe nero e pepe bianco, si aggiunge un po' d'acqua fredda da far formare questa cremina, si aggiungono 3 cucchiai della nostra crema di pecorino e poi si aggiungono i tonnarelli. Ultimo passaggio, amalgamarli nella forma di pecorino romano. Bene, allora noi da Zio Artù abbiamo raccontato un percorso culinario. Siamo partiti dall'antipasto, abbiamo fatto 2 proposte di antipasto, 2 proposte di primo. A noi non ci resta che
salutarvi e appuntamento alla prossima puntata, ma ovviamente venite a trovarci da Zia Artù. Certo, vi aspettiamo a tutti, amici e futuri clienti, allo Zia Artù. Ciao!